zingaro, voglio vivere come te. Quanto mi piace sta camicia, l'avevo presa cos'era? Al coat una volta, perché più che altro mi piaceva perché potevi alzare le maniche, vedi? Mentre le altre camicie che io ho mi bloccavano tipo qua. A me veniva, non del nervoso, una sorta di crisi claustrofobica, o sì, no, vabbè, parolone adesso, ma è per spiegarti, no? Perché mi sentivo tipo bloccato, legato, eccetera, quindi mi incazzavo e le spaccavo apposta. E infatti io non ho neanche una camicia, ho solo questa praticamente. Volevo fare un attimo il chiaro ferragno della situazione per dire che siamo andati alla nave De Vero a vedere se c'erano altre camicie. Non ce n'erano più da maschio, ossia quadratoni, allora ne ho prese due un po' frufru, una color antracite e l'altra non mi ricordo, comunque una roba del genere. Consigli per gli acquisti: compra camicie che non ti tira le maniche. Cioè, Guarda come sei tutto attrezzato. hai visto? Che robe! Allora, no, adesso apriamo in diretta cosa ci ha portato Andrea. Mi vuoi venire su, tata? Vuoi venire su? Sì, dai, che dopo qua ci sono gatti. Vieni su, salta. Hai ragione, aspetta. Hai ragione, hai ragione. Dai, su. Hop. Si voleva Brava. andare su Bravo, a bravo, San sto cane. Candido, ma ne- Ma è tanto strano il tuo camper. Cioè, bellissimo, ma cosa hai dietro? I letti a castello che c'hai l'oblò là? No. Perché hai l'oblò dietro? Sì, no, dietro c'è due letti a Ah. castello. C'è il garage sotto e c'è due letti a castello. Bello. Ragazzi, io mezzo so cos'è, Yeah, no, sul legno, che figata! Ma non lo sapevo, perché lui mi aveva detto ti porto un dipinto. Wow! Ma l'hai fatto te a mano, a mano? Sì, a mano. Minchia! Ma è identica alla foto del... Aspetta, scusa, ecco, gli altri non vedono. Scusa Italia. Come al solito inquadro sempre a casaccio. Stupendo, grazie Andrea, veramente. Adesso questo mi devo studiare un posto per attaccarlo, ma forse potrebbe anche andare qui, perché qua mi devo costruire il giardinetto con le piante carnivore e come si chiama? La salvia La salvia, e tutte quelle cose. bellissimo. No, c'è anche la dedica. No, allora non possiamo incollarla. No. Faremo un qualcosa tipo coi chiodini. Che può girare, o gli fai un buchetto No, tipo il qua chiodino. che- No, tipo col chiodo, sai, il coso sopra, come si chiama? Ah, Tipo sì, i col quadri. filo, Sì, sì, sì. sì. Col filo, facciamo Bellissimo, così. veramente, guarda anche i peli del cane, Sì? il collare. È stupendo. Complimenti. Col Perché insomma pirografo. sul legno, ragazzi. Con Pirografo. Pirografo. pirografo, ecco. Io ho ricordi di scuola del pirografo, ma solo del termine pirografo. No, Perché me il l'aveva pirografo non fatto so che usare. cacchio è. Per So la prima l'aerografo cos'è, no il Ma- pirografo. Pirografo, vuoi ridere, sentire? Me l'aveva fatto usare, cioè ce l'aveva presentato la mia insegnante alle elementari di italiano, Ah, che era giustamente. toscana, e da lì Ecco. mi è presa sta Sarà una roba passione, tipica toscana, sì, ragazzi, giuro. il pirografo. E lei era Quindi con dei in Abruzzo Marcella dobbiamo imparare il Bini, mongolfiere. Sequi Bini si chiamava. Ecco, in Toscana avevamo i pirografi. Quindi tutti pensa, non so, in Toscana i cantucci e bestemmie. No, i pirografi, punto. La mia zia parlava veneta proprio come te, eppure lei è toscana, mi ha sposato negli Pensati anni. un toscano che parla il veneto, provi a immaginare. Io non ci riesco. Bene ragazzuoli, siamo partiti, siamo io, Andrea Serni, l'artista a Mugliere, a consorte, e l'alito del CP, esatto. Mamma mia, ho i finestrini spalancati ancora. Mi aveva detto il veterinario, sì, che va la bocca piena di tartaro, per quello puzza in questa maniera pazzesca. E non è per i 290 euro della pulizia dei denti, non è quello, è che a 12 anni fargli l'anestesia totale per fargli la pulizia dei denti, insomma, sarebbe sconsigliato da fare. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde. Ragazzi, molto bene, lo si vedrà. Obbligo di cani al guinzaglio. Bene, mi hanno sentito e hanno preparato i cartelli. Lo si vedrà domani col chiaro. È ufficiale, da oggi Le Puntine del Mondo non è più un canale monetizzato e siccome non ha bisogno della carità di nessuno, continueremo con lo stesso account senza rifarlo,
diremo tutte le parolacce, tutte le cose che vanno contro ogni politica, ogni religione, quindi saremo ancora più liberi di quanto lo eravamo prima e non di meno utilizzeremo qualsiasi tipo di musica. Che poi però, aspetta, perché se c'è una cosa che mi fa veramente girare le palle, cari infamoni di YouTube, è che non potete dirmi tu hai combinato qualcosa e ti togliamo le sponsorizzazioni, ti togliamo tutto, senza dirmi cosa ho fatto, cioè che cazzo ho fatto, cioè quello che uno veramente non gli girano i coglioni. Porco Dio. Dio è morto, ai bordi delle strade Dio è morto, nelle autostrade Dio è morto, nei liti delle strade Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, i miti eterni nella patria